Ed ora diamo la parola al dottor Paolo Madeschi con la sua consueta rubrica 3 minuti per la tua salute. Oggi incontrerà il dottor Marrone, specialista in ergonomia posturale. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video santo sui problemi della nostra salute. Oggi abbiamo il piacere di avere, o di ritornare ad avere, come abbiamo avuto qualche anno fa, il dottor Lucio Marrone, che è uno dei pochi laureati in Italia in ergonomia posturale, Esatto. Ecco, che è una scienza, diciamo, nuova che tanti non conoscono. Allora, la prima domanda, dottore, è quella: cosa significa ergonomia posturale? Dunque, l'ergonomia posturale cerca di risolvere i problemi, appunto, lo dice la parola stessa, posturali, attraverso dei supporti, vuoi plantari, vuoi per la bocca, vuoi con la ginnastica, vuoi con altre soluzioni, più tecniche e meno tecniche, appunto tutti i problemi che vengono dal cattivo adattamento al terreno piano e all'ambiente in cui viviamo rispetto appunto al corpo, alla postura. Sì, in effetti mi ricordo che una volta mi ha detto che per esempio in Africa certi problemi non ci sono. Non ci sono, esatto, perché semplicemente questo, che il nostro piede, che ha avuto circa 2 milioni di anni di evoluzione, non è fatto per stare sul terreno piano rigido. Il nostro piede è fatto per stare su infiniti terreni sconnessi, ma anche il terreno piano, ma non solo sul terreno piano. Quindi siamo nati per stare all'aria aperta, in mezzo alla natura, e ci siamo evoluti per quello, e noi invece viviamo da circa 2000 anni, 2500 anni, viviamo sul terreno piano e quindi poi ci complichiamo la vita con delle calzature che non sempre sono adatte, tacchi, calzature aperte, ciabatte particolari, e rimaniamo in piedi gran parte della giornata e quindi abbiamo questi tipi di problemi. Sostanzialmente, se noi dovessimo dire tratta delle patologie, quali patologie lei vede e tratta? Beh, l'ergonomia posturale cerca di anticipare le patologie. Le patologie, come lei ben sa, le cura il medico, e quindi se c'è in atto una patologia il medico deve farsi carico di questo. Una volta uscito dalla patologia o prima diciamo in prevenzione, cerchiamo di ingannare, permettetemi questa parola, il cervello, costruendo dell'interfaccia piede-bocca che costantemente sono relazionate, costantemente parlano fra di loro e appunto mettono in coerenza il corpo umano, e quindi diciamo un assetto, una convergenza un pochino della persona. Allora, ringraziamo il dottor Marrone, che troveremo la settimana prossima per capire i problemi che bisogna trattare. Arrivederci la settimana prossima.